Voglio come si fa, voglio... Ci vuole pazienza per vedere sto Napoli, ce ne vuole tanta pazienza per vedere il Napoli giocare così, ma tanta, io la sto perdendo, voglio... Non ce la faccio più, voglio... Non ce la faccio più. Ho visto 11 zombie, quasi 11 zombie, in qualche occasione hanno fatto vedere di volerla vincere la partita in qualche occasione, non per 90 minuti, perché per 90 minuti non si è visto il Napoli che credevo di vedere questa sera. Stasera mi aspettavo una reazione dopo tutto quello che c'è stato, mi aspettavo che scendevano in campo e subito attaccavano per vincere la partita, facevano subito gol per poterla vincere. L'avevamo fatto in fuorigioco però va giù. Allora, partiamo dal fatto che il Napoli quando ha giocato la partita, quando giocava in fase offensiva, aveva palla Insigne, Killat, Mertens, Zielinski quando attaccava in aria, non seguivano l'azione, andava solo Insigne, andava sbatto contro muro dei difensori dello Genoa. Quando lo faceva Insigne, quando lo faceva Mertens, quando lo faceva Lozano, non è possibile. Per non parlare di Callejon che me lo va a togliere, per non parlare di Elmas che lo mette al posto di Lozano, di chi è? Lozano, Mertens, faccio pure fatica a ricordarmi. Chi mi vai a inserire tu? Elmas, quando abbiamo Amin, ma Amin che fine ha fatto? Ancelotti, Amin che fine ha fatto? Lo tiene a scaldare il seggiolino dalla panchina, lo tiene a scaldare. Non è possibile, non è possibile, ti serviva contro una difesa del genere, ti serviva un giocatore così, dato che Mertens ultimamente fa fatica a fare gol e se non segna Mertens non vince il Napoli, Milik per sfortuna era fatto male pure in allenamento, c'hai Amin in panchina, Amin, lo conosci Amin? Lo tieni seduto in panchina e lo vedi pure, oppure il lentino nettiero, oppure l'occhio nettiero, mamma te l'ha fatto l'occhio. Fa pazziare su Guaglione, non sta giocando mai. E che cacchio, vai a mettere il massa un centrocampista, a me trequartista, c'hai Amin. Poi per non parlare del Napoli che in qualche occasione abbiamo rischiato pure di perderla in contropiede. Koulibaly ci ha messo una pezza, che poi ci ha messo Spina. E che maronna, stasera mi aspettavo un Napoli da subito, nei primi minuti, ma subito nel primo tempo in vantaggio, cosa che non è stata. Poi dove esci negli ultimi 10 minuti e cerchi di vincere la partita negli ultimi 10 minuti. E che fai? Un Genova sta a guardare a te. È normale che un Genova dopo si chiude tutto dietro. È normale, sa che tu vuoi vincere la partita e negli ultimi 10 minuti ovviamente il Genova si fa combattere e non ti fa gol. Ci vuole un top player a Napoli là avanti, ci vuole un giocatore che ti fa la differenza, un giocatore a centrocampo che ti fa la differenza. Manca all'anno, chi ci sta? Zielinski spara come sempre a Piccione, Insigne fa sempre la stessa giocata a rientrare, lo fermano, l'hanno capito come gioca. Mertens, è un periodaccio pure per lui, poveraccio, e se non c'è Mertens chi c'è? Voglio fare gol. Llorente, a parte i colpi di testa nei movimenti, è lento per la statura che ha. Quando c'avevamo Hamsik che era tutto un altro conto, c'avevi il top player a centrocampo, con Hamsik che era un altro Napoli, era il leader del centrocampo e faceva la differenza il Napoli con uno come Hamsik, perché faceva gli inserimenti da trequartista, faceva gol da fuori area. Era un giocatore che giocava a tutto campo, dava la mano in mediana, dava la mano al centrocampo e dava la mano in fase offensiva. Ma perso l'Uperno troppo importante, non puoi sostituire sul mercato uno come Hamsik con Elmas, con tutto rispetto che Elmas è un buon giocatore, ma che c'ha secco con Hamsik, non mettetelo proprio più a paragone, ma ti fa sto piacere, perché se non capite niente di calcio, non ci capite proprio niente. Niente, sto amareggiato, sto risultato, è pesante perché 2 mesi che non vinciamo, e se la Roma, metti caso domani vince a Parma, va a più 6 dal Napoli, a più 6 dal quarto posto significa che poi se vince il Cagliari, che poi vince l'Atalanta e vince la Lazio, e se vince anche la Fiorentina, vanno sopra il Napoli. Beh,
L'altro già sono sopra il Napoli, allungano sopra il Napoli. La Fiorentina vincendo ci può anche sorpassare. Sarà difficile a Cagliari, ma comunque voglio, noi dobbiamo guardare a noi dobbiamo vincere, voglio, non buttiamo mai annanzi a botte e pareggi. Sembriamo il Napoli di Donatoni. Sembriamo il Napoli di Donatoni che faceva 9-10 pareggi di fila. Basta, voglio. Ancelotti pure stasera mi ha deluso. I cambi tutti sbagliati. Sbagliati i cambi, secondo me. A parte Llorente, quegli altri due è il massimo. Ma vai a levare Callecon, ma vai a levare. Leva Insigne che stava giocando una partita che non mi è piaciuto proprio, voglio. Oppure Mertens che alla fine, quando Mertens non è in giornata lo devi togliere. Lo devi togliere. Cioè, c'hai Amin in banchina, cioè, non lo fai mai giocare. Vabbè, niente, voglio. Fatevi sapere voi cosa ne pensate. Voglio, io sono molto deluso, amareggiato dal risultato. Voglio, mi aspettavo una reazione con i coglioni, con i cosiddetti coglioni, tanto. Me l'aspettavo, invece non è avvenuto. Voglio un altro pareggio. Hanno fatto schifo una volta. Lasciate like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ne avete voglia. Soprattutto buonanotte a tutti, voglio. Da Napoli l'87 e forza Napoli sempre, voglio.